Piccoli passi verso il salvataggio della provincia di Belluno. A accelerare il cammino il documento approvato una settimana fa da quasi tutti i sindaci del bellunese. La commissione regionale, che comprende i rappresentanti dei vari enti locali, dalle province alle comunità montane ai comuni, apre al salvataggio di Belluno in nome della sua specificità, riconosciutale anche dallo statuto regionale. C'è condivisione nel Veneto che la provincia di Belluno ha una situazione particolare, una specificità. Quindi io ritengo che se i consigli comunali produrranno gli ordini del giorno concordati entro il 15 di settembre, come è stato concordato nella riunione di Belluno, ci siano ottime possibilità perché venga condivisa la richiesta di deroga al governo per quanto riguarda il territorio della provincia di Belluno. L'ordine del giorno approvato dalla larghissima maggioranza dei primi cittadini andrà votato dai consigli comunali entro il 15 settembre. L'ok è già arrivato da Sedico, nei prossimi giorni via libera anche da Tambre, Santa Giustina, Valle di Cadore, Mel e tanti altri comuni. Contro la riunione si era però scagliato il primo cittadino di Forno di Zoldo, che nel prossimo consiglio porterà sì un ordine del giorno a difesa della provincia, ma diverso da quello discusso venerdì scorso. Noi siamo per una provincia forte, una provincia di primo grado, eletta dai cittadini, di modo che si sappia se si fa bene, si fa male, poi si potrà scegliere la volta dopo chi votare come. Una provincia quindi di primo grado. Non è la provincia il vero centro di spesa, attacca ancora De Pellegrini, che nel suo documento chiede l'eliminazione degli enti di secondo livello non elettivi, consorzi, comitati, i famigerati carrozzoni. Via i carrozzoni assolutamente. Non vi è la chiarezza all'interno di questi enti su chi fa che cosa e come mai. Quindi l'importante è che i cittadini sappiano, come è avvenuto con Bimges e Piccolacqua, ne è un esempio evidente, a chi dare la responsabilità dei fallimenti. Una protesta giusta e legittima che però rischia di scombinare le carte in tavola a Venezia. Dovessero arrivare documenti diversi con richieste diverse, l'unitarietà del territorio svanirebbe all'istante. Da qui l'appello ai sindaci. Questo è il momento di non andare a dividerci, di presentare un messaggio unitario, quindi che tutti i comuni vadano a fare queste delibere con lo stesso testo. C'è tempo poi per andare a sviluppare quelli che sono i dettagli.